Una passione, quella per la moto, che è stata fatale a Paolo Andreazza, 47enne di Altivole, morto la scorsa notte in un incidente a Massalengo, in provincia di Lodi. Era in sella alla sua moto quando, nell'affrontare una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi sulla Iola spartitraffico. Sbalzato al suolo, per Andreazza non c'è stato nulla da fare, è morto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Pavimentista edile, Paolo Andreazza da una quindicina d'anni si era trasferito a Piacenza per lavoro, ma non aveva perso i contatti con il paese natale, Altivole, dove lascia i genitori e 3 fratelli. Una famiglia conosciuta e stimata, sconvolta in queste ore dalla scomparsa improvvisa di Paolo. I fratelli oggi si sono recati in Lombardia per tutte le pratiche necessarie a riportare la salma ad Altivole, dove saranno celebrati i funerali. La data non è ancora stata fissata. Nel frattempo i carabinieri di Lodi sono al lavoro per chiarire le cause dello schianto, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.